negoziabili di Fratelli d'Italia. Flash mob davanti Palazzo Moroni per dire no al DDL Zan di Fratelli d'Italia. I militanti del partito di Giorgia Meloni si sono ritrovati davanti al comune di Padova per dire no ad una legge che limiterebbe la libertà di espressione, dicono. Le leggi per tutelare la diversità ci sono già, sottolineano. Non vogliamo discriminare, ci sono già le norme che tutelano, la legge in approvazione al Senato sarebbe solo un bavaglio. Riteniamo che il codice di procedura penale abbia al suo interno tutti gli articoli, tutte le norme che vanno assolutamente a condannare, a contrastare, a sanzionare tutte quelle che sono le condotte di violenza. In modo generale devono essere assolutamente al limite anche rese più feroci, più dure, ma per contrastare ogni tipo di violenza, contro ogni tipo di violenza verso chiunque e qualunque cittadino, qualunque persona. Quindi noi siamo per essere molto più feroci con quello che è l'articolazione di legge che c'è oggi, non mettere a rischio quello che è il diritto della libertà di opinione, con un disegno di legge che nell'articolazione davvero porta con sé vari rischi. Quindi lo facciamo con molta trasparenza, mettendoci la faccia, sapendo che possiamo assolutamente dare il nostro contributo, lo faremo in tutte le sedi, lo facciamo a livello parlamentare.